Parole segrete. Sappiate che siamo riuniti da parole segrete. Su un percorso circolare. Forse su un bastimento. E per una traversata della quale non conosco l'itinerario. Questa storia ha un qualche cosa della notte. È oscura. E ciò non di meno ricca di immagini. Dovrebbero aprirsi in una luce debole e dolce. Quando arriveremo all'alba saremo lasciati liberi. Saremo invecchiati di una notte. Lunga e pesante. Un mezzo secolo. E alcuni fogli bianchi sparpagliati nel cortile di marmo bianco della nostra casa dei ricordi. Un concerto multicolore a ridestarmi sempre dimenticato. Te, che mi appari nel pieno della tua forza, mare, vestito a festa del tuo azzurro sfolgorante. Quel varco di luce spalanca la casa sul mondo e incita a lasciare gli ormeggi. Così mi imbarco sulla rotta della vita, in paesaggi d'aria, di mare. C'è una malinconia che frena e arena, e una in favore di vento che induce a procedere a vele spiegate. Siamo in 11, Provenienti dalla provincia di Nanchang. abbiamo fatto il viaggio insieme. Dapprima in treno, fino ai confini con il Vietnam. Poi a bordo di un camion, nascosti in mezzo alla frutta. Scaricata fortunatamente dopo 300 chilometri e sostituita da morbidi tappeti, Sui quali è stato bello dormire fino all'attracco in porto. Una settimana prima di raggiungere il cargo in attesa al mollo. Siamo saliti a bordo e scomparsi nella stiva. Non un fiato! Per 5 giorni razionando l'acqua e la frutta. Oggi, in questo preciso giorno, il mio destino mi diventa chiaro. Io morirò. Ecco cosa deve succedere. Morirò per qualcosa che sembra poco importante. Morirò e tornerò in quel luogo così dimenticato e così simile a dove si nascondono i sogni. Ogni mattina guardo per vedere se il cielo non è scivolato giù durante il mio sonno, per spandersi come lava. Sono persuasa che un giorno o l'altro scenderà. Forbici nella sabbia, nelle aiuole, nel bosco, nel ruscello, fotografie, scatole, qualche spicciolo. Tutta la nostra vita da ripescare. Guarda, la vedi quella luce? Dove? Là! Quello è il fanale della mia lambretta. Oh, mamma mia, che catorcio! Ci ho fatto tanti di quei voli. Niente di rotto, per fortuna. Sono ormai passati i tempi in cui ti facevi bello sulla moto. Neanche la bici puoi più guidare ormai. Non prendo più nemmeno un autobus. Perché? Ho paura che mi cedano il posto. Dai, non lamentarti. Non sei poi così vecchio. In ogni caso, proprio perché mi ha agguantato da poco, penso e spero di conservare ancora quel tanto di lucidità prima che mi inghiotta definitivamente. Per viverla così, com'è, senza infingimenti, senza autoinganni, senza autoillusioni e anche senza pietà. Perché so che i loro sogni, le loro speranze, i loro progetti non sono altro che illusioni. Loro le hanno, io non più. E per questo li invidio. Il soggetto amoroso è migrante dell'anima. Ma chi è mai la sposa invisibile? Può essere il primo amore perduto che ti rimane conficcato dentro come un originario rimpianto. Può essere la prostituta notturna, invisibile nel giorno,
con cui accoppiarsi di nascosto in un amplesso increscioso. Devi guidarmi, Miriam, spiegarmi dove fa male e dove bisogna procedere con cautela. O forse oggi ti ho sommersa e sei già stanca. La voglia che per una volta un uomo osi togliermi i vestiti. E guardi con me che cosa ho laggiù e di che cosa sono fatta. Io non sono soltanto nuda in quel punto. Sono svelata. Eppure un giorno, avevo 13 anni, ho macchiato le mie lenzuola. Sulle mie cosce un sottile filo di sangue, una linea irregolare di un rosso pallido. Forse non era sangue, ma una vena ingrossata, una varice che si era colorata nella notte, una visione appena prima della luce del mattino. Mi dondolo in un giardino. Mi dondolo in un giardino, in una terrazza, in cima a una montagna e non so da quale parte. Rischio di cadere. Mi dondolo in un lenzuolo rosso, dove il sangue ha preso il colore di questa tela. Sento il bisogno di guarirmi da sola. Guardo il cielo e non vedo che un tratto bianco tracciato da una mano perfetta. Su questo percorso dovrei lasciare qualche pietra, punti di riferimento, capisaldi della mia solitudine. Dovrei avanzare a braccia tese come per aprire il sipario della notte del cielo. Quel cielo che cadrebbe in un pezzo solo compatto in questa notte che io porto in faccia. Questo sottile filo di sangue non può essere altro che una ferita. Eccoci arrivati all'ultima porta. Oltre questa breccia c'è la vita. Dove una farfalla notturna fugge dalle parole di un manoscritto. E porta via con sé qualcosa di inutile. Dove una rondine cerca di liberarsi da un magma di parole inzuppate d'olio raro. Dove un pipistrello sbatte le ali lontano dal libro e annuncia così la fine di una stagione, forse di un'epoca. Il vostro prezioso manoscritto, che di giorno in giorno acquista nuovi colori. Abbiamo imparato a vedere il vento che sfoglia il libro. A sederci in cima a una collina su una pietra e a guardare la città. E abbiamo visto che tutti dormono, come se la città intera non fosse che un immenso cimitero. Ascoltate, sento un mormorio d'acqua. Forse un ruscello ha trovato il suo percorso tra le pagine del libro e attraversa i capitoli. Ci spogliamo di noi, Dei nostri ricordi. Della nostra memoria. Per dimenticare? no, per mai più scordare. E così continuiamo a passare di porta in porta affinché chi è fuori, attraverso noi, possa continuare A vedere, Ricordare, raccontare.